Amici di Udinese Life, siamo all'esterno dello stadio Blue Energy di Udine. Qui a pochi passi da questo stadio c'è il campo di allenamento dove abbiamo assistito ad un momento importante dell'allenamento dell'Udinese a porte aperte. Qualche volta nel corso dell'anno la società apre e fa gli allenamenti a porte aperte. Questa era una di quelle giornate, una giornata particolarmente indicata per il clima gradevole, assolutamente primaverile che stiamo vivendo in questo pomeriggio, con un sole delizioso che ci ha accompagnato e ci sta accompagnando ancora mentre i ragazzi sono ancora all'interno del campo di allenamento a lavorare. Il lavoro che si svolge è un lavoro diligente, è un lavoro guidato da Costa Runiais assieme ai suoi assistenti. I ragazzi hanno corso, i ragazzi hanno interpretato alcune fasi del gioco e stanno facendo in questo momento, mentre noi siamo all'esterno, una piccola partitella. Sono presenti i titolari e naturalmente anche le riserve. L'allenamento si svolge in un clima di assoluta serenità, perché l'Udinese è una squadra che sa esprimere soprattutto serenità, e all'interno del campo di allenamento si vede come i ragazzi giocano, in un certo senso si divertono anche, ma sono dei professionisti pienamente in grado di interpretare il loro ruolo. Siamo alla vigilia dell'incontro che l'Udinese svolgerà lunedì sera con la Lazio. Noi come Udinese Life ci saremo e seguiremo al solito la cronaca. Dallo stadio Blue Energy vi salutiamo con la raccomandazione, e veramente uso questo termine, la raccomandazione di vedere, quando è possibile, quando la società lo consente, gli allenamenti dell'Udinese, perché sono un momento di incontro con il pubblico, un momento di serenità e di allegria.